Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Teleeuropa Network. Tanti gli argomenti nel nostro telegiornale, ma partiamo con i titoli. Riunione in prefettura a Cosenza, la conferma che il Cannavino rimarrà chiuso per 8 mesi, si studiano percorsi alternativi. I lavori che hanno interessato l'ospedale dell'Annunziata di Cosenza al centro di un'inchiesta aperta dalla Procura Abruzia. Al momento non ci sono iscritti nel registro degli indagati. In Calabria sono oltre 7.000 coloro i quali utilizzeranno la formula quota 100 per lasciare il lavoro. L'INPS è pronta, ma l'istituto lamenta carenze d'organico. La conferenza episcopale calabra interviene sul tema dell'accoglienza. Appello alla solidarietà, i migranti non possono rimanere vittime della burocrazia. Nella ripartizione dei fondi destinati alle province calabresi a Vibo vanno 306.000 euro. La protesta del presidente dell'ente: ci hanno offeso. Il governatore Oliverio ha assegnato nuove deleghe. I prescelti sono il vice Russo, l'assessore Corigliano e Maria Teresa Fragomeni. Luigi Suave, imprenditore turistico della Sibaritide, più volte fatto oggetto delle attenzioni della criminalità, si appella alle istituzioni: fate qualcosa. La polizia ha arrestato a Rosarno i componenti di una presunta banda di rapinatori. 10 le ordinanze di custodia cautelare. Avrebbero compiuto una serie di rapine a supermercati e farmacie. Ha chiuso i battenti alle 20 la sessione invernale del calciomercato, squadre calabresi molto attive. Buonasera e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli: una riunione in prefettura a Cosenza e poi la conferma che il Cannavino rimarrà chiuso per circa 8 mesi. Si studiano intanto percorsi alternativi. Mettetevi l'anima in pace, perché il viadotto Cannavino resterà chiuso per circa 8 mesi a partire dalla prossima primavera per adeguamento sismico. Una chiusura totale, senza semafori o altro, che costringerà pendolari e turisti, se mai ne arriveranno, a percorsi alternativi. Eppure solo pochi giorni fa vi abbiamo mostrato i calcinacci caduti sull'arteria sottostante il viadotto, che ora è stata interdetta al traffico veicolare. La decisione è stata assunta dopo una riunione presieduta da Paola Galeone, che si è svolta in prefettura a Cosenza dal Comitato Operativo Provinciale per la Viabilità, un incontro al quale hanno partecipato anche i sindaci del comprensorio, oltre a rappresentanti dell'ANAS e di un comitato spontaneo di cittadini preoccupati per le lungaggini burocratiche e uomini delle forze dell'ordine. L'importante infrastruttura che collega alla Sila, ma anche alla città di Crotone, attraversa un'arteria viaria fondamentale, e la chiusura al traffico per ulteriori 8 mesi, visto che in passato è stata più volte interessata da interventi di consolidamento, provocherà inevitabili disagi non solo a chi quotidianamente è costretto ad attraversarla, ma anche alle attività commerciali della zona, per non parlare delle strade alternative che dovranno, loro malgrado, ospitare volumi di traffico davvero eccessivi. Il prefetto, ascoltate le istanze, ha comunque deciso un nuovo incontro che avverrà a febbraio, quando saranno definitivamente individuati percorsi alternativi, la cui fruibilità sarà garantita con interventi di mitigazione e compensazione. In conclusione, il prefetto Galeone ha chiesto di essere costantemente aggiornata in considerazione dell'importanza strategica del viadotto Cannavino e delle necessità di garantire al contempo la celerità dei lavori e il minimo disagio per le comunità locali interessate. E ci sarebbe un'inchiesta a Cosenza sui lavori che hanno interessato l'ospedale dell'Annunziata, ma anche gli appalti assegnati a ditte esterne. Al centro appunto di questa inchiesta aperta dalla Procura Abruzia. Al momento pare non ci siano iscritti nel registro degli indagati. Vuole vederci chiaro la Procura di Cosenza, che nei giorni scorsi ha inviato presso l'ospedale dell'Annunziata carabinieri e guardia di finanza per acquisire documenti contabili e faldoni riguardanti gli appalti aggiudicati da ditte esterne che fornirebbero servizi, fra i quali la polizia, la mensa e la vigilanza. Il procuratore Spagnuolo ha scelto un pool di esperti che vaglieranno le varie documentazioni acquisite e studieranno, come si dice in gergo, le carte per stabilire se ci siano irregolarità o se tutto si è svolto secondo la norma di legge. Spulceranno gli incartamenti e controlleranno cifra per cifra se quanto speso sia conforme ai servizi erogati per gli utenti, mantenendo gli standard richiesti e obbligatori nei bandi di gara.
Secondo le prime indiscrezioni, il tutto sarebbe partito spontaneamente, senza che in procura siano arrivate denunce o altro, anche perché non è la prima volta che Mario Spagnuolo indaga in ambito sanitario ed in particolare presso la struttura ospedaliera dell'Annunziata. Vedremo cosa emergerà da questi accertamenti, che di sicuro proseguiranno. Al centro dell'indagine anche i lavori esterni che hanno interessato la struttura dell'Annunziata, una serie di ammodernamenti che gli inquirenti stanno attenzionando. Al momento nessuno è stato iscritto nel registro degli indagati, ma nei prossimi giorni seguiranno ulteriori sviluppi. E parliamo adesso di pensioni a quota 100. Dal direttore regionale dell'INPS il dato sui potenziali beneficiari della pensione anticipata nel 2019. In Calabria sarebbero circa 7.000 le persone pronte ad usufruire dell'uscita anticipata. A 2 giorni dalla pubblicazione del decreto sulle pensioni a quota 100, mentre i sindacati criticano le misure contenute nel testo, sottolineando che la combinazione 62 anni di età e 38 di contributi riguarda una ristretta platea di lavoratori con una forte stabilità contributiva, in Calabria un esercito di circa 7.000 persone si prepara per il 2019 a lasciare il lavoro per usufruire così dell'uscita anticipata con il meccanismo varato dal governo. A fornire il dato previsionale il direttore dell'INPS Calabria, Diego De Felice. Nelle sedi dell'Istituto di Previdenza sono diverse le domande e le richieste di informazioni arrivate da parte di chi è pronto ad iniziare una nuova vita da pensionato. Da tempo gli uffici dell'INPS hanno iniziato il lavoro preliminare per affrontare l'impatto e sistemare quindi le posizioni di coloro che si prevede possano accedere alla via d'uscita prevista con quota 100. Con il codice PIN, ricorda il direttore De Felice, ciascuno può controllare la propria posizione ed eventualmente verificare i buchi contributivi. Si prevedono giornate di duro lavoro dunque per CAF, patronati e sedi INPS, anche se per quanto riguarda l'Istituto di Previdenza Calabrese manca personale a causa del blocco delle assunzioni e dei pensionamenti in corso, problema che presto dovrebbe essere risolto grazie al concorso nazionale per reclutare 3.000 impiegati, e nelle sedi calabresi INPS arriveranno circa 50 unità, risorse che saranno concentrate nelle 2 aree che dovranno attuare i provvedimenti decisi dal governo, ossia quota 100 e reddito di cittadinanza. Parliamo adesso invece di accoglienza e povertà. Al centro della conferenza episcopale calabra il monito della Chiesa sui migranti, recuperare umanità. Il responsabile regionale della Caritas ha auspicato una maggiore capacità sinergica anche con la Regione. Non è una posizione politica, la Chiesa lo dice subito, ma sui migranti non si può rimanere in silenzio e i vescovi calabresi con amarezza rilevano quella che chiamano retrocessione del dovere dell'accoglienza. Retrocessione come nel calcio, passi indietro, il valore che si trasforma in sterile burocrazia. Il destino di persone dipende da un foglio di carta su cui è annotato un nome e un cognome, senza storia, senza umanità. Anche il lessico è cambiato e parole come uguaglianza e giustizia sociale sono sempre meno utilizzate, quasi fuori moda. I pastori delle diocesi calabresi invitano a ripensare alla necessità di politiche in grado di coniugare solidarietà, crescita e sviluppo delle comunità locali, anche come valida alternativa a modelli di illegalità. Il riferimento è al caporalato tanto diffuso in quelle zone in cui, sottolineano i vescovi, l'intervento dello Stato è stato meramente repressivo nei confronti del sistema di accoglienza, accompagnamento e integrazione sociale dei migranti. L'urgenza è quella di tornare a comportamenti autentici, far maturare un pensiero e un agire politico alto che significa responsabilità e, sottolineano ancora, servizio al Paese. Al centro della conferenza episcopale calabra anche l'emergenza povertà. È stato Don Nino Pangallo, responsabile della Caritas regionale e della sua commissione, a denunciare che il welfare calabrese è generatore di povertà ed auspicare una maggiore capacità sinergica anche con la regione per dare vita al piano sociale regionale e ai piani di zona, perché i comuni adottino atti di programmazione per raggiungere gli obiettivi del piano povertà nazionale e regionale. Sarebbe opportuno, e questa è la proposta, che la Caritas regionale organizzasse gli stati generali del terzo settore per sottoscrivere un nuovo patto sociale tra la società civile organizzata e l'ente regione.
E torniamo a parlare della ripartizione dei fondi destinati alle province calabresi. Come già annunciato ieri, a Vibo vanno 306.000 euro. La protesta è del presidente dell'ente che dice: ci hanno offeso. Ieri per la prima volta tutti i sindaci della provincia di Vibo Valentia si sono riuniti nella sala consiliare della provincia e insieme abbiamo deciso di portare avanti una battaglia di civiltà e di dignità attraverso un documento che a breve sottoscriveremo e lo daremo in mano al prefetto di Vibo Valentia, il dottor Giuseppe Gualtieri. La si giudichi come si vuole, ma quando si è avuta notizia del via libera del governo al decreto di riparto di quasi 4 miliardi destinati alle province per i piani di sicurezza e per la manutenzione di strade e scuole, la scoperta che in provincia di Vibo Valentia arrivavano solo le briciole ha provocato una reazione di sdegno. Appena 306.837,38 euro è la cifra destinata alla provincia di Vibo Valentia rispetto ai numerosi milioni destinati alle altre province. Suonano come una beffa. Appena 300.000 euro per la provincia di Vibo Valentia, è una miseria che diventa anche inutile. Guarda, questo è un dato che sinceramente è sconcertante. Io ritengo che sia un'ingiustizia commessa nei confronti della provincia di Vibo Valentia, perché altre province hanno avuto molto più di noi e l'unica provincia d'Italia ad avere una somma al di sotto di 1 milione di euro. Ma perché è potuto accadere questo? Ritengo che l'errore sia nella fase iniziale, quando il governo ha scelto i criteri di ripartizione di questi fondi, perché sono dei criteri assurdi, anche perché se la politica del governo è di adottare il reddito di cittadinanza per i soggetti che non hanno la possibilità, la stessa misura deve essere adottata anche per quelle province che oggi sono in difficoltà. C'è qualche speranza per risolvere le sorti di queste province? Io ci spero. Ci sto lavorando affinché questo si possa ottenere, però vorrei dire una cosa: i 300.000 euro ormai sono un decreto e quindi difficilmente riusciamo a risolvere questo problema, ma io chiedo che il governo ci dia la possibilità di approvare un bilancio. Non chiediamo soldi, ma chiediamo solo la possibilità di approvare un bilancio dove la provincia ad oggi ha più entrate che uscite, e questo deve essere una volontà, perché noi siamo andati al Ministero, ci avevano promesso che questo emendamento presentato pure dal senatore Mangialavori venisse accolto ed invece ci siamo ritrovati in mano un pugno di mosche. La politica regionale adesso, perché il governatore Oliverio ha assegnato nuove deleghe. I prescelti sono il vice Russo, l'assessore Corigliano e Maria Teresa Fragomeni. Un nuovo ed ulteriore impulso all'attività amministrativa della Giunta. Con queste parole il presidente della Regione Mario Oliverio ha proceduto all'assegnazione e rotazione di alcune deleghe in settori importanti nei quali, sottolinea il governatore, nel corso degli ultimi anni sono stati realizzati risultati rilevanti che possono essere ulteriormente rafforzati nell'ultimo anno della legislatura. Oliverio ha attribuito al vicepresidente Francesco Russo la delega alla programmazione nazionale comunitaria e ai programmi speciali dell'Unione Europea, oltre a quelle già presenti della ZES, della logistica e del sistema portuale Sistema Gioia Tauro. All'assessore Maria Francesca Corigliano la delega all'università e alta formazione, oltre a quella dell'istruzione e attività culturali, e all'assessore Maria Teresa Fragomeni la delega dello sviluppo economico, oltre a quelle del bilancio e delle politiche per il personale. Adesso vi raccontiamo la storia di Luigi Sauve, imprenditore turistico che lancia il suo appello alle istituzioni dopo aver subito diversi atti intimidatori. È uno dei resort più noti della Sibaritide, quello gestito da Luigi Sauve. In Calabria da 37 anni non gli era mai capitato di subire in rapida successione 3 atti intimidatori. Mani esperte hanno appiccato il fuoco alla sala ristorante del villaggio turistico, distruggendola completamente. Poi è stata data alle fiamme la lavanderia, che conteneva i tovagliati di tutto il residence. I danni sono ingenti e ammontano a circa 700.000 euro. Infine, danneggiata anche l'auto di un collaboratore dell'imprenditore. In tutti i casi le telecamere di sorveglianza sono state perfettamente eluse dallo sconosciuto attentatore. È stato bravissimo, ha fatto uno slalom perfetto da grande sciatore e quindi le ha eluse tutte quante.
Le strutture sono ancora sotto sequestro ed è a rischio la stagione estiva, che vede impiegate qui circa 500 persone. Il villaggio offre 3.000 posti letto, un vero polmone economico per il territorio. Luigi Sov afferma di non aver ricevuto richieste estorsive. Non ho ricevute in quest'ultimo frangente, assolutamente no. Ho vissuto in un bellissimo limbo da oltre 10 anni. E veramente pensavo che la cosa fosse sotto controllo. Direi che mi sta sfuggendo di controllo. Per il 4 febbraio è stato organizzato l'incontro Senza Stato Mollo per sensibilizzare popolazione ed istituzioni sul valore della legalità e della sicurezza. Noi abbiamo bisogno che le istituzioni si occupino in maniera veramente seria, non a chiacchiere della Calabria, del Meridione, perché qui c'è un posto che ha enormi potenzialità turistiche e viene totalmente sottovalutato. Quindi siamo proprio alla primissima frontiera, cosa che tutto sommato un territorio non se lo merita né il territorio né la gente che lo occupa, che è tutta gente industriosa, quindi insomma veramente questo meriterebbe di essere sviluppato in maniera importante. Non abbiamo bisogno di assistenzialismo, l'assistenzialismo ha rovinato questa regione, noi abbiamo bisogno di investimenti intelligenti in infrastrutture, al resto ci possiamo pensare da soli. E a proposito di cronaca, è stata sgominata dalla polizia nel Reggino una banda specializzata in rapine a banche, supermercati e farmacie. 10 le ordinanze cautelari eseguite a Rosarno. Era specializzata in furti e rapine, la banda sgominata oggi dalla polizia nel Reggino. 10 le ordinanze di custodia cautelare eseguite alle prime luci dell'alba a Rosarno. 5 persone sono finite in carcere, per 2 invece è stato disposto l'obbligo di dimora, mentre per altre 3 l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini sono state avviate nel marzo del 2017, quando gli agenti del commissariato di Polistena arrestarono in flagranza di reato i 3 responsabili di un colpo ai danni di un supermercato. In quell'occasione i poliziotti recuperarono anche una pistola con matricola brasa utilizzata per compiere la rapina. Dopo quell'episodio gli inquirenti approfondirono le indagini, riuscendo così a scoprire i responsabili di altre 3 rapine aggravate ai danni di banche, supermercati e farmacie. Stesso modus operandi per i colpi messi a segno tra la piana di Gioia Tauro e la provincia di Vibo. Rapine pianificate da una banda responsabile tra l'altro del colpo del 3 giugno del 2016 ai danni della filiale di Polistena della Banca Monte dei Paschi di Siena, quando i malviventi si impossessarono di circa 40.000 euro. E ancora gli inquirenti sono riusciti a fare luce sulla rapina del 28 gennaio 2017 ai danni di un supermercato di Mileto nel Vibonese e su quelle ai danni di una farmacia a Polistena. In quell'occasione i rapinatori minacciarono con un'arma i dipendenti e si impossessarono della somma di 1.000 euro. Adesso le persone coinvolte nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Palmi sono accusate a vario titolo di associazione per delinquere, per rapina, ricettazione, furto, detenzione e porto di armi da sparo anche clandestine. Adesso vi parliamo del percorso riabilitativo per minori in difficoltà al centro del protocollo d'intesa firmato a Catanzaro. La firma che può cambiare la rotta di vita per molti ragazzi è il protocollo di intesa siglato a Catanzaro tra il Centro di Giustizia Minorile per la Calabria e la Casa di Nilla, centro specialistico della Regione per la cura e la protezione dell'infanzia e dell'adolescenza in situazioni di maltrattamento e violenza sessuale, storie maledette di cui si parla poco, casi in crescita. Abbiamo circa 100 casi di reati contro la persona. Dentro questa macro categoria poi però abbiamo dai reati che si compiono in rete, ai reati che si compiono in famiglia, ai reati che si commettono verso terzi. Quindi è una macro categoria che noi speriamo di intercettare appunto dalla violenza in rete alla violenza fisica. L'accordo prevede l'inserimento di ragazzi a rischio in percorsi riabilitativi. Il compito della Casa di Nilla all'interno di questa convenzione è quello di andare a integrare il progetto di messa alla prova predisposto dai servizi sociali della giustizia minorile in favore di questi ragazzi, in modo tale da fornire loro un contesto protetto nel quale rivedere l'esperienza reato che hanno compiuto. L'aiuto degli adulti, strutture sane, pubblico e privato in una sinergia che possa dare a bambini e giovani in difficoltà una seconda concreta possibilità.
E sono 63 ancora la cronaca, le persone denunciate al termine di una vasta operazione dai carabinieri del Comando per la tutela ambientale finalizzata al contrasto dell'inquinamento idrico, con particolare riferimento ai processi di depurazione delle acque reflue industriali. I controlli e le indagini hanno interessato per diverse settimane le regioni Campania, Calabria, Basilicata e Puglia. Denunciati all'autorità giudiziaria sono titolari, amministratori e gestori di aziende responsabili di inosservanza o assenza delle previste autorizzazioni agli scarichi di tipo industriale, violazioni previste dal Codice dell'Ambiente, per la quale si prevede l'arresto da 2 mesi a 2 anni o l'ammenda da 1.500 a 10.000 euro, raccogliendo soprattutto le segnalazioni di cittadini allarmati dai rischi di contaminazione. I carabinieri hanno attivato nei settori delle materie plastiche, chimiche e di produzione di materiale ferroso questi controlli che hanno consentito di accertare sversamenti illegali. Adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca. Sono state scarcerate 6 delle 7 persone fermate 3 giorni fa a Milano nell'ambito dell'operazione denominata Ossessione, che ha portato all'esecuzione di 25 provvedimenti di fermo da parte della DDA di Catanzaro contro una presunta multinazionale del narcotraffico, nelle cui fila, secondo gli investigatori, comparirebbero anche esponenti di spicco della cosca di 'ndrangheta dei Mancuso. Lo ha deciso il GIP di Milano, non convalidando i fermi per 6 indagati e non disponendo nemmeno la misura cautelare in carcere. Il GIP distrettuale di Catanzaro ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti degli indagati nell'inchiesta della DDA Reventinum, che individua capi e sodali di 2 cosche di 'ndrangheta, Scalise e Mezzatesta, operanti fra i comuni montani di Soveria Mannelli, Decollatura Serra Stretta e Platania, contestando anche ad uno degli indagati di essere il mandante dell'omicidio dell'avvocato Pagliuso ucciso a Lamezia nell'agosto del 2016. L'ordinanza presenta anche altri elementi di novità. Non c'è soltanto la giustizia penale a colpire gli ex vertici dell'Asti Calcio Football Club, squadra che secondo la DDA di Torino è stata infiltrata da alcuni esponenti della locale 'ndrangheta di Asti. A fine dicembre la Procura federale della FIGC ha deferito alcuni vertici. Il procedimento disciplinare ruota intorno al fallimento della società, decretato il 6 luglio 2017 dal Tribunale astigiano. Furto nel Palazzo Comune di Castrovillari, dove i ladri hanno portato via monitor e tastiere di computer. Ignoti sono penetrati dal piano terra e hanno visitato le stanze di alcuni uffici, asportando monitor e tastiere dei computer. Il furto è stato scoperto dall'usciere comunale questa mattina, nel momento dell'apertura. L'Aula Giulio Cesare, a maggioranza 5 Stelle, ha bocciato la mozione presentata dal Partito Democratico per conferire la cittadinanza onoraria di Roma al sindaco sospeso di Riace, Mimmo Lucano. E adesso vi mostriamo le immagini del nuovo calendario dei Carabinieri Forestali. Numeri importanti quelli che i Carabinieri Forestali hanno presentato ai giornalisti durante una conferenza stampa tenutasi presso il comando regionale di Reggio Calabria. Ad esporli il comandante regionale colonnello Giorgio Maria Borrelli assieme al tenente colonnello Giuseppe Michalizzi, comandante provinciale. Un'attività intensa quella dei Carabinieri Forestali in Calabria e in Sicilia. 35.000 controlli, 1.492 persone denunciate, 31 arresti su un totale nazionale di 131.759 sequestri penali, 4 milioni di euro di sanzioni amministrative applicate. Dati importanti che, se paragonati allo scorso anno, fanno notare un aumento in percentuale importante. Ormai l'attività dei Carabinieri Forestali è perfettamente integrata negli schemi operativi dell'Arma, ha affermato il comandante Borrelli ai giornalisti. I risultati ottenuti nel 2018 sono nettamente superiori rispetto ai 2 anni precedenti. Noi operiamo a 360 gradi sul territorio negli ambiti dell'antibracconaggio, i rifiuti e l'agroalimentare. È importante ribadire l'importanza dell'educazione su tutto ciò che riguarda il rispetto del territorio e del cibarsi con alimenti sani. Invitiamo i cittadini a rivolgersi a noi nel caso ci fossero le condizioni per un nostro intervento. L'occasione è stata anche quella di presentare l'edizione 2019 del calendario CITES, Convenzione internazionale a tutela della flora e della fauna. Adesso parliamo di calciomercato, perché ha chiuso i battenti alle 20 la sessione invernale del calciomercato, squadre calabresi molto attive.
Litteri, tanto nominato nei giorni scorsi, finalmente un calciatore del Cosenza Calcio proveniente dal Venezia, l'attaccante catanese, ha firmato un accordo che lo legherà ai lupi fino al 30 giugno 2021 e già sabato potrebbe esordire al Marulla contro la sua ex squadra. Con la cessione temporanea di Perez al Piacenza e di Pascali a titolo definitivo alla Casertana, il Cosenza chiude così il calciomercato. Sciaudone, Embalo, Litteri, Bittante, anche il ragazzo Kristov, nazionale under 21 bulgaro di grande prospettiva. Insomma, noi abbiamo fatto poco in entrata, ma rispetto alle cessioni che abbiamo sviluppato, però abbiamo preso giocatori secondo me di grande livello. Il Crotone invece ha individuato Milic, ex Fiorentina, come sostituto di Martella, ma sono stati giorni caldi per la sessione invernale del calciomercato e da domani si ricomincia a lavorare in vista degli obiettivi stagionali. Parroni, Gasparetto e Zibert, gli ultimi colpi a Maranto in Serie C, Casoli al Catanzaro, mentre a Vibo arrivano Rezzi e Zaccagno, scambio rende Monopoli, arriva Bei, saluta i biancorossi Sansone. E a proposito di rende, arriva anche a titolo definitivo dal Potenza l'esterno offensivo Alessio Levec, classe 99, nato all'Ocri, torna a giocare in Calabria e già domani sarà a disposizione del tecnico Modesto in vista della gara di domenica contro la Juve Stabia. Il Comune di Cosenza ha promosso una giornata di sport aperta a tutti, che è anche un evento a scopo benefico. Giornata dello sport, nessuno escluso. Questo è il titolo dell'evento sportivo e di beneficenza ideato e promosso dal Comune di Cosenza. Per un'intera giornata il Palazzetto dello Sport Pala Ferraro di Via Popilia ha ospitato scuole, associazioni sportive, rappresentanti delle istituzioni e del mondo dello sport che hanno animato la manifestazione con la pratica di diverse discipline. L'iniziativa ha l'obiettivo di favorire la pratica dello sport nel segno della solidarietà. Infatti, grazie al contributo di sponsor e alle libere donazioni, la Commissione Welfare e Salute del Comune ha effettuato una raccolta di fondi destinati alle case famiglie di Cosenza. L'obiettivo è quello di far capire ai ragazzi che lo sport non è soltanto disciplina, allenamento e competizione, ma è prima di tutto solidarietà, onestà e rispetto per gli altri. E sono proprio questi i valori che noi, insieme alle associazioni sportive, vogliamo proprio inculcare nei giovani, promuovere sul territorio. E sono proprio quei valori che permettono alle persone più povere e a quelle che sono escluse dalla società di riscattarsi, perché la pratica sportiva può essere una risposta efficace contro la sfiducia, contro il rischio di esclusione, contro il disagio sociale, perché se lo sport è impostato correttamente aiuta perché i ragazzi sono motivati a stare insieme, quindi non solo aumenta la fiducia in se stessi e l'autostima, ma sviluppa lo spirito di squadra e di collaborazione ed aiuta anche a ragionare per obiettivi, motivando i ragazzi a raggiungerli ed educandoli anche ad affrontare la vita. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Oggi è ancora freddo e maltempo con diffuse piogge e nevicate sui monti. Domani però tempo in deciso miglioramento con sensibile aumento delle temperature grazie all'arrivo di correnti meridionali. Diamo uno sguardo al tempo previsto sulla Calabria per le prossime ore. Domani tempo in graduale miglioramento, con ampie schiarite seppur non si escludono residui piovaschi sull'Alto Tirreno. Temperature in sensibile aumento. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani mari molto mossi, eccetto il Golfo di Corigliano che risulterà poco mosso sotto costa, venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.